Quarta corsa riservata a femmine di 3 anni, sono 8 al via dopo i ritiri di Borussia e Begi. Questo è lo schieramento: 2 Burrasca LL, 3 Baila Coi Lady, 5 Berta SM, 6 Baltimora dei Lag. Seconda linea: 7 Biximo, 8 Barbona OK, 9 Baia dei Sogni, 10 Bianca del Sile. Favori in chiusura proprio per Bianca del Sile, macchina che stacca. La velocità iniziale di Baila Coi Lady, che va a condurre superando in breve Burrasca LL, all'esterno veloce anche Berta SM, che cerca una posizione in corda ma finisce con lo sbagliare. In terza posizione c'è Biximo, si accoda in quarta Baia dei Sogni. Via via Numero tutti gli 5 altri. Berta SM non squalificato. Tanto i primi 215 e 1 con Baila Coi Lady, rientrante di Numero Maurizio 6 Cheli, che Baltimora conduce la dei squalifica anche per Mag Baltimora dei Mag. squalificato. Intanto avanza all'esterno Barbona OK. Dopo 400 metri in 39 Barbona OK si profila su Burrasca LL, che segue sempre le mosse di Baila Coi Lady, e a metà della seconda piegata al largo della stessa. Intanto i 600 Numero in 46 e 10 mezzo, Bianca Baila del Coi Lady Sile squalificato. continua a fare discreta andatura. Seconda posizione per Burrasca LL, mentre Barbona OK rimane all'esterno senza progredire più di tanto. Se ne vanno gli 800 in 1, 1 e 3, ma c'è un 14,8 davanti alle tribune, quindi Baila Coi Lady continua a andare via di lena. Burrasca LL in seconda posizione, ora quasi coperta da Barbona OK, se ne va il chilometro per Baila Coi Lady in 1,16 e mezzo. A una quindicina di metri le altre, sempre condotte da Burrasca LL e Barbona OK alle prese. Poi Biximo che sposta al largo. Intanto Barbona OK sta superando Burrasca LL, ma Biximo si ingamba a centropista, sbaglia però. Avanza anche Numero Baia 7 dei Sogni, intanto ha Biximo preso nettamente squalificato. margine, ma sbaglia anche Baila Coi Lady, che era isolata in avanti. Numero 3 E lascia Baila così Coi in Lady vantaggio Barbona. squalificato. OK, la squalifica per Baila Coi Lady. E così su Barbona OK sprinta a centropista Baia dei Sogni. Baia dei Sogni nel finale ha ragione di Barbona OK, passa e vince. Barbona è seconda, al terzo finisce Burrasca LL, in una corsa costellata da rotture e che Baila Coi Lady aveva praticamente già vinto, ma si è gettata di galoppo improvvisamente all'ingresso in retta d'arrivo, errore probabilmente caratteriale. Andiamo a rivedere intanto il successo di Baia dei Sogni con Gianvito D'Ambruoso, quota di 7,88 al totalizzatore. Il training è di Marcello Di Nicola. Vittoria a sorpresa dunque per Baia dei Sogni, ben interpretata da Gianvito D'Ambruoso, che piega Barbona OK nel finale. Terzo posto per Burrasca LL.